Pronti? 1, 2, 3. Questa volta segnale convalidato con tentativo di Dubai Jet di assumere l'iniziativa. All'esterno c'è Capitan De Gleris che va a chiedere strada lungo la corda Va Omar. Insiste Capitan De Gleris e riesce a sopravanzare Dubai Jet per guidare dopo 200 metri in 14,9 Numero 5, Etrusco Cla, squalificato. Trainaschi, intanto squalificato Etrusco Cla. In vantaggio dunque Capitan De Gleris, Dubai Jet in seconda posizione avanti a Va Omar, in quarta posizione a Mornero Noc, mentre per corsie esterne sono Urian Ors e Danielino che è in seconda pariglia esterna. Ora però Urian Ors ha uno scarto e la sua corsa finisce praticamente lì. Danielino si trova scoperto all'esterno e cerca di progredire. Tanto se ne vanno i primi 800 metri di gara con leader Capitan De Gleris che li completa in 1 e 3. In seconda posizione Dubai Jet, precede sempre Va Omar e Mornero Rock, percorsi esterni Danielino. Gradualmente si porta a ridosso dei primi e si trascina Caroline Francis che a sua volta in schiena Countach. Primo chilometro in 1,17,5, siamo ora al secondo passaggio davanti alle tribune con la situazione tattica che non è cambiata. In vantaggio c'è Capitan De Gleris, in seconda posizione si mantiene Dubai Jet davanti a Va Omar, a Mornero Rock in quarta posizione chiuso alla corda, Danielino all'esterno con in schiena Caroline Francis. Tanto poco più di 600 all'arrivo e ancora non cambia niente con Capitan che non si lascia avvicinare per il momento. Ora Danielino prova però a intensificare i propri sforzi e avvicinare il battistrada che accelera. Seconda posizione sempre per Dubai Jet, paletto dei 400 metri finali, superato con un 14,7 di parziale. Caroline Francis cerca di venire via Numero in terza. 10, Cunigunde squalificato. Squalifica intanto per Cunigunde. E così Capitan De Gleris si mantiene in vantaggio. Mornero Rock prova ora a sprintare ma è ancora chiuso praticamente, prova ad andare all'interno. Intanto all'interno scatta invece Dubai Jet che nel finale trova un po' in difficoltà Capitan De Gleris e lo viene a battere nettamente a grossa quota. Il terzo posto dovrebbe essere per Va Omar, 1,16,6 ragguaglio conclusivo, 29,5 a chiudere. E a sorpresa Dubai Jet e Carmine Pisquoglio firmano questo handicap di chiusura, tallonando tutta strada Capitan De Gleris per pizzicarlo nel finale e batterlo anche piuttosto nettamente. Vedete una lunghezza di vantaggio sul traguardo per Dubai Jet e Carmine Pisquoglio. Al terzo posto finisce Va Omar. Successo dunque a grossa quota, 41 a quota fissa, 40 praticamente contro 1 per il vincitore Dubai Jet, Carmine Pisquoglio in sediolo per conto di Michele Raimo e del signor Cecco Volante. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. Vi ricordo il prossimo appuntamento per giovedì 27 novembre.